Baby rapinatori arrestati dopo aver picchiato e derubato un loro coetaneo a Carbonera, ennesimo episodio di violenza tra giovani e giovanissimi nella provincia trevigiana. Comincia la sfida del ballottaggio conegliano tra Piero Garbellotto e Fabio Chies, che puntano a intercettare i voti dei moderati e in particolare dei Dem. Il PD, travolto in Veneto dal voto, diventa ago della bilancia nella città del Cima. Il trionfo della Lega e del centrodestra nel Veneto di Zaia, il flop del Carroccio Salviniano nelle grandi città al voto, il partito diviso tra sorrisi e riflessioni. Zaia ribadisce: non esistono due Leghe, io resto qui. Nuovi equilibri tra Lega e Fratelli d'Italia dopo la vittoria. Il partito di Giorgia Meloni rivendica numeri, apporto decisivo per i prossimi candidati sindaco. Non si farà passo indietro. Stalker arrestato dalla polizia, ha fermato, minacciato e insultato una sua ex in centro a Treviso. La donna si è rifugiata in un negozio per chiamare gli agenti. Coppia di quarantenni brasiliani multata dalla polizia locale a Castagnoli di Paese. Sarebbero gli autori di alcuni rituali magici attuati in cimitero. I residenti preoccupati avevano allertato i vigili. 4 ore di lunga trattativa seduta su un ponte a Perarolo di Cadore per dissuadere una mamma trevigiana in procinto di suicidarsi. Il racconto della carabiniera. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque in primo piano la cronaca, l'ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi nella Marca, questa volta a Carbonera. Gli hanno strappato la collana dal collo, la felpa che indossava e lo hanno costretto a consegnargli soldi e cellulare. Non solo, mentre il ragazzino tentava di scappare con la bicicletta, lo hanno fatto cadere rovinosamente a terra e pestato con pugni e calci al volto. I due aggressori, 17enni trevigiani, hanno così sfogato la loro violenza su un coetaneo che conoscevano. Sono fuggiti rapinandolo anche della bicicletta e lasciandolo a terra. È stato un passante che ha assistito all'aggressione a soccorrerlo e a allertare i carabinieri, che hanno rintracciato i due giovani autori del reato a Carbonera, dove si è consumato l'episodio. Il giovane rapinato, a causa delle scoriazioni e lesioni provocategli, è stato portato in ospedale riportando alcuni giorni di prognosi. I ragazzini sono stati arrestati in flagranza, accompagnati nelle rispettive abitazioni in attesa della convalida dell'arresto che c'è stata, e rimessi in libertà in attesa del procedimento penale presso il Tribunale dei Minori di Venezia. Su di loro pende l'accusa di rapina in concorso. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi, un'escalation che risulta sempre più una piaga nella provincia trevigiana. Non erano mai successi episodi gravi a Carbonera, anche se il sindaco conferma di aver alzato il livello di attenzione sul territorio per la presenza da qualche tempo di raggruppamenti notturni di giovani che arrivano da fuori comune. Nell'ultimo periodo abbiamo notato comunque un andirivieni di ragazzi di altri comuni che si aggregano nelle zone centrali, soprattutto di Carbonera, sia durante l'estate, ma il fenomeno sta continuando appunto anche in questi mesi con la scuola che è iniziata. Si tratta molto spesso di minorenni, quindi sedicenni, che si aggregano fino a ora tarda, e quindi appunto siamo un po' preoccupati e ci chiediamo dove siano le famiglie di questi ragazzi che il giorno dopo teoricamente devono andare a scuola e si fermano oltre la mezzanotte appunto nei nostri parchetti e nelle nostre piazze. A Treviso invece l'intervento della polizia per soccorrere una donna alle prese con il suo ex. L'ha incrociata mentre passeggiava per il centro di Treviso e l'ha bloccata insultandola e minacciandola. Il motivo dell'aggressione era il semplice fatto che la donna si trovava in giro per la città. A fermarla l'ex compagno. Colta all'improvviso, la vittima è fuggita chiedendo riparo in un negozio, ma lo stalker, non contento, è entrato ed ha cercato di strapparle il telefono dalle mani mentre stava chiamando la polizia. Solo grazie all'intervento del titolare del locale l'uomo non è riuscito a portarle via il cellulare. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno notato che nonostante la loro presenza l'uomo si avvicinava alla vetrina del negozio fissando l'ex con espressione minacciosa. Gli agenti, consultando le banche dati di polizia, hanno scoperto che l'uomo era già stato ammonito in 2 occasioni per gravi condotte di stalking nei confronti di 2 ex. Sulla sua testa pende anche una denuncia per episodi di violenza nei confronti dell'ultima fidanzata, alla quale ha causato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Alla luce della gravità dei precedenti e della condotta, l'uomo è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori e tentato furto. Ora si trova in carcere. Apriamo adesso la pagina della politica e il giorno dopo il voto non possiamo che iniziare dalla battaglia che inizia adesso e alla quale tutti guardano, ovvero il ballottaggio a Conegliano.
Piero Garbellotto e Fabio Chies strizzano l'occhio al mondo dei moderati per recuperare i voti che mancano a raggiungere il 50% dei consensi. Il giorno dopo lo spoglio delle schede, con la coalizione del candidato imprenditore che ha superato il 39% e le liste a supporto del primo cittadino uscente a quasi il 32%, sono gli elettori di Francesca Di Gaspero, espressione di PD e Movimento 5 Stelle, quelli da intercettare. Garbellotto in conferenza stampa esprime pubblicamente la sua stima per Di Gaspero e lancia un messaggio ai suoi sostenitori. Io ho avuto modo di leggere il programma di Francesca Di Gaspero, ci sono degli aspetti dove i programmi si assomigliano molto, ma l'appello che faccio io è quello di leggere il nostro programma e poi di valutare se darci o meno la fiducia. Sicuramente se si vuole un rinnovamento io sono a disposizione per dar tutto me stesso. Il commissario della Lega Gianangelo Boffa e il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo ripetono a più riprese che Garbellotto non è uomo di partito, un chiaro segnale per i moderati. Io non ho tessere di partito appunto perché mi considero moderato, poi chiaramente ho un rapporto, potrei dire di amicizia col governatore che mi sta aiutando in questa campagna elettorale, quindi lo ringrazio. Ma adesso il tema è di restare tra i cittadini, andare a spiegare ancora il nostro programma e poi tra 15 giorni decideranno cosa fare. Il tema forte dei prossimi 15 giorni sarà il rinnovamento per Garbellotto. Chies in conferenza con Claudio Toppangia, vice sindaco con all'attivo 399 preferenze personali, sottolinea invece come i consensi raccolti dagli ex assessori e dalla sua civica portino a pensare che i cittadini vogliano semmai continuità. Semplicemente tutta questa voglia di cambiamento c'era, probabilmente è stata messa sul tavolo da qualcuno che non voleva un cambiamento ma voleva semplicemente portare a casa una città. Garbellotto fin troppo politicizzato, dice Chies, altro che senza tessera. Ma io penso che gli elettori del centro-sinistra, come tutti gli elettori della città di Conegliano, abbiano davanti due scelte. Una scelta fortemente connotata sulla destra e una scelta invece più moderata. Starà a loro scegliere se un elettore di sinistra vorrà votare Fratelli d'Italia e la Lega, per carità, ognuno è libero di scegliere quello che vuole, però è ben chiaro quali sono le compagini in campo, è inutile che cerchiamo di nasconderle, l'elettorato è più intelligente di quello che noi pensiamo. Chies non si rivolge a Di Gaspero, che durante la campagna elettorale lo ha ripetutamente attaccato, abituato da segretario provinciale di Forza Italia a trattative ad altri livelli, cercherà canali alternativi per intercettare il voto Dem, perché ora, dice, si riparte dallo 0-0. Alcuni pensavano di chiudere il primo turno, sono rimasti delusi e adesso 14 giorni avvincenti in cui faremo una grandissima campagna. E dunque il Partito Democratico travolto in Veneto, tanto che di oggi le parole durissime dell'eurodeputata Alessandra Moretti, che ha parlato del punto più basso del Partito Democratico raggiunto in Veneto, un Partito Democratico che però a Conegliano diventa di fatto l'ago della bilancia. Con un centrodestra diviso, dalla corsa elettorale di Francesca Di Gaspero ci si aspettava molto di più, ma all'indomani del voto il PD si ritrova in realtà non solo primo partito in città con la lista Noi Democratici al 18%, ma anche ago della bilancia nella sfida al ballottaggio tra Piero Garbellotto e Fabio Chies. Entrambi dovranno attingere a quel 25% di consensi ottenuti dal centro-sinistra, ma Di Gaspero per ora è cauta. In base a quello che sono state le nostre caratterizzazioni nella campagna elettorale, fare degli accordi sarebbe andare un po' contro, quella che è stata la nostra linea politica. Andranno fatte attente valutazioni, dice il segretario provinciale del PD Giovanni Zorzi, che va però oltre. Personalmente è evidente che non vedo un Partito Democratico vicino alle posizioni di Fratelli d'Italia, non siamo come Italia Viva, insomma. In ballo non c'è solo la possibilità di partecipare a una compagine vincente, ma soprattutto quella di scippare la vittoria alla Lega e al principale sponsor di Garbellotto, il presidente del Veneto Zaia, in casa sua. Di contro c'è che i Dem hanno concorso alla caduta dell'amministrazione di Chies e sostenerlo ora appare innaturale. Isabella Giannelloni, confermata anche in questa tornata consigliere anziano con 332 preferenze personali, ammette che servirà un confronto serrato per prendere un'eventuale posizione. Ci incontreremo fra poche ore come lista e come partito per discutere della questione, è una questione complessa. Credo che comunque governare la città non sarà semplice perché nessuno ha proprio dalla sua questa grande maggioranza. Rimane poi, e questo forse il ballottaggio potrebbe essere una
una variabile non da poco, il problema è l'astensionismo. Se andasse a votare ancora meno gente rispetto a ieri l'altro e a ieri, questo sarebbe un segnale sicuramente preoccupante per chiunque vada poi a sedere sullo scranno più alto della città. Ballottaggio a parte è stato, l'abbiamo raccontato anche ieri nella nostra maratona elettorale, il trionfo del centrodestra e della Lega in Veneto, nel Veneto di Zaia. Diverso invece il risultato della Lega, diciamo, salviniana, del carroccio salviniano nelle grandi città al voto fuori dalla nostra regione, e dunque queste due leghe, anche se Zaia ribadisce non esistono due leghe. Non ci sono due leghe, la Lega è una sola, dopodiché c'è dibattito, ma è logico che ci sia, perché un amministratore ha un campo di visione, un osservatorio che è diverso da quello di un segretario. Lo ripete come un mantra Luca Zaia all'indomani delle amministrative 2021. Non esistono due leghe, dice ai giornalisti, smentendo anche ricostruzioni di un imminente regolamento di conti ai vertici. È affidabile la fonte che dice che Giorgetti, Zaia cospirano perché Federica vada a fare il segretario. Cioè, io boiate ne ho viste tante, lette tante, ma così mai. Io non vorrei che sia più un'aspettativa di qualcuno a vedere casino che, come si può dire, un impegno da parte nostra. Poi scandisce a chiare lettere. Io questo impegno in regione lo voglio portare avanti, punto. I numeri del voto però rimangono ostinati. La Lega vince, anzi stravince in Veneto, mentre arranca altrove nello stivale, a partire dalle grandi città. Ma anche qui il governatore getta acqua sul fuoco, ricordando come i leghisti non abbiano mai conquistato davvero le metropoli. Eppure gli errori, soprattutto nella scelta dei candidati da Milano a Napoli, ci sono stati, come ammesso dal leader Salvini nelle scorse ore. Penso che Salvini ieri abbia fatto una considerazione corretta. Portare i candidati all'ultimo minuto non è una gran roba, a meno che tu non arrivi lì con la star, cioè, capito? Cioè, quando entrava Vareni all'ippodromo, cioè, arrivava per ultimo, tanto vinceva la gara, non gli serviva a fare tante sgambature, cioè, era Vareni. Ma l'analisi di Zaia va oltre la Lega, ci sono l'azzeramento, testuali parole, dei 5 Stelle e il travaso di voti da Forza Italia, Fratelli d'Italia, una partita per il ballottaggio ancora da giocare e non solo nella sua Conegliano. È in questo clima che si continua a parlare di autonomia. Si può fare per gradi, questo è poco ma sicuro, cioè 23 materie in un giorno non te le possono dare, e questo è un segnale che voglio anche dare, ma è altrettanto vero che ci deve essere scritto che quello che è scritto deve essere solido, deve essere autonomia. Politica per una volta prevalente sui temi del Covid, forse anche questo un segno di normalità in un quadro epidemiologico e dei ricoveri in costante discesa. Su tutto l'annuncio che dal 1 novembre si parte con la possibilità del doppio vaccino. Faremo in combinata, insomma, salvo controindicazioni, quindi ci sarà la possibilità di fare la terza dose e l'antinfluenzale, in particolar modo pensate alle case di riposo e, diciamo, e gli over, no? E gli anziani che vogliono mettersi in sicurezza hanno questa opportunità. È tutto su base volontaria. Il voto ha creato anche nuovi equilibri tra Lega e Fratelli d'Italia, con il partito di Giorgia Meloni che rivendica per il futuro, anche prossimo, un peso più forte nelle scelte, soprattutto dei candidati sindaco. Non è sempre detto che debba per forza essere un candidato della Lega, per l'amor di Dio. Sicuramente abbiamo un'esperienza di bravissimi amministratori della Lega e quindi a noi quello che preme è dare la giusta risposta ai cittadini. La replica del commissario provinciale della Lega, Boffa, a quanto dichiarato ieri durante la nostra maratona elettorale dal responsabile regionale di Fratelli d'Italia De Carlo, che analizzando il risultato positivo del suo partito in queste elezioni commentava così i nuovi equilibri nel centrodestra. Noi con grande responsabilità abbiamo fatto un passo indietro sulle nostre rivendicazioni di un primo cittadino sui comuni sopra i 15, perché per noi la cosa fondamentale era vincere e siamo sempre stati il collante del centrodestra. Oggi è naturale che se continuiamo in questo processo di crescita, anche in Veneto potremo e dovremo soprattutto rivendicare uno spazio diverso. Spicca su tutti il risultato ottenuto da Fratelli d'Italia a Montebelluna, come spiega il recordman di preferenze Claudio Borgia. In una terra, come sapete, leghista, una terra verde, vedere Fratelli d'Italia al 18,5%, che tra l'altro è un record non solo provinciale ma anche regionale, è fonte d'orgoglio per tutti noi. Con questi numeri, proiettandosi alla
alla prossima tornata elettorale per le amministrative, De Carlo lancia un messaggio agli alleati del centrodestra perché stavolta siano gli altri a fare un passo indietro nella scelta dei candidati alla poltrona di sindaco. Non occorrerà nemmeno chiederlo perché sapranno anche loro che in una logica assolutamente di alleanza qualche volta fai il sindaco tu e qualche volta lo fanno anche gli altri. Equilibri che per Boff dovranno inevitabilmente tener conto dei numeri. Penso che i ragionamenti fatti sulla provincia di Treviso anche con gli amici di Fratelli d'Italia siano stati dei ragionamenti di assoluto equilibrio e di assoluta ragionevolezza, tant'è che voglio dire abbiamo siglato un accordo tutti quanti assieme proprio perché i temi, le cose messe in campo erano ragionevoli. Al K3, quartier generale del Carroccio trevigiano, si analizza l'esito del voto insieme ai neoeletti sindaci. Il responso delle urne disegna una Marca con 7 comuni su 8 a guida leghista, una provincia e più in generale un Veneto in controtendenza rispetto al resto d'Italia, dove il partito di Salvini e il centrodestra ne escono con le ossa rotte, e così si ripropone la contrapposizione tra la Lega salviniana e quella di Zaia. Esiste solo una Lega, come ho già detto prima, è una Lega che in Veneto dà buoni risultati ma li dà anche altrove. Per noi importante è che tutta la Lega vada bene e che tutta la Lega porti buoni risultati. Ed è andata bene, benissimo, ha stravinto a Montebelluna a Bordin. Allora quali sono i primi pensieri per la nuova squadra? Ad oggi faccio una ricognizione mentale anche di persone con cui ho avuto già il piacere e l'onore di lavorare, altre persone che si sono inserite con queste nuove elezioni in amministrazione, e quindi faremo questo ragionamento con calma nei prossimi giorni. Si dichiara in fase riflessiva il nuovo sindaco di Montebelluna, anche se dalle sue parole traspare già l'intenzione di mixare nuove e vecchie competenze nell'esecutivo che verrà. Sulla bilancia inevitabilmente anche i rapporti politici, con la lista della Lega al 28%, Fratelli d'Italia al 18%, in mezzo a un ragguardevole 19% la civica Grande Montebelluna. Profilo basso e pragmatismo sembra lo stile abbracciato dal nuovo primo cittadino, delfino per anni di Marzio Favero, oggi in Consiglio regionale. Bordin, a spoglio ultimato, ha superato il 65% dei consensi. Siamo sicuramente onorati di questo risultato, un risultato che si stratifica, non è caduto dal cielo perché è il risultato di 10 anni di amministrazione assolutamente responsabile, e quindi un grazie ai montebellunesi. Montebellunesi che però, come in buona parte del Veneto e d'Italia, hanno disertato le urne. Poco più del 47% degli aventi diritto a Montebelluna si è presentato al voto, dato che non lascia indifferente nessuno degli schieramenti, così lo sfidante. Faccio un appello a tutte le associazioni, troviamoci, rivediamo un attimo questi nostri percorsi di partecipazione, perché c'è qualcosa che non va. Il cittadino lo dobbiamo recuperare. Una stretta di mano tra i contendenti al cospetto del municipio ha avviato la nuova fase per Montebelluna, sostegno alle famiglie, ripresa post-Covid e scuola, le priorità. Secondo noi l'amministrazione deve dare prioritariamente è quella proprio di tutelare le persone più fragili e le future generazioni, quindi i giovani e i bambini. Un'altra vittoria schiacciante del centrodestra, la riconferma di Maria Scardellato a Oderzo. Unica donna nella squadra di sindaci leghisti neoeletti. Maria Scardellato, al timone di Oderzo per il secondo mandato con il 70% dei consensi, lascia spazio all'indomani della vittoria ad un sospiro di sollievo e di soddisfazione dopo una campagna elettorale difficile, puntellata da colpi di scena e veleni politici. È stato difficile sotto molti punti di vista, però come dicevo l'importante è non perdere mai l'obiettivo, non farsi distrarre, non cedere alle provocazioni. Pragmatismo e lungimiranza, rimbocca le maniche e riprende da dove ha lasciato. Abbiamo però un progetto nuovo, innovativo rispetto alla metodologia adottata in questi 5 anni, ed è un project financing che vorremmo mettere in campo per la valorizzazione della ex caserma Zanusso e anche dell'ex, anzi che sia scuole Besta, adesso sede delle associazioni. L'obiettivo è che all'ex Zanusso trovi spazio un centro sportivo sul quale si riversano già le attenzioni delle società sportive del territorio per gli spazi che consentirebbero attività indoor. Lì andrebbe a trovare spazio anche un centro per le disabilità e sarebbe spostata la sede delle associazioni, spiega, attualmente all'ex sede Besta, dove invece si realizzerebbe una residenza per giovani coppie con affitti calmierati. L'obiettivo è calamitare giovani a Oderzo. La terza parte del progetto riguarda il recupero dell'ex foro Boario di via Donizetti,
e lì invece vorremmo fare una cittadella della musica con un auditorium e con delle sale prova per i ragazzi e anche un'area camper, perché è stata sempre molto richiesta e sempre rimaneva in coda perché non è un'esigenza prioritaria. Intanto a bollire in pentola è la nuova formazione per il quinquennio. La squadra è già abbastanza nelle menti, ma non l'anticipo, comunque a breve, perché è già abbastanza definita. E del vecchio metà e metà. Non c'è due senza tre, un altro trionfo del centrodestra e della Lega, quello di Villorba. 3.846 voti sono valsi la vittoria al primo turno a Francesco Soligo, candidato sindaco della Lega Villorba, che ha ottenuto il 52,11% delle preferenze. Per il comune trevigiano si tratta del quinto mandato a guida Carroccio, il quarto personale per Soligo. Da consigliere ad assessore e adesso da sindaco, quindi parola d'ordine è continuità. Impegno, continuità e coerenza è il motto che ha caratterizzato la campagna elettorale di Soligo e che lo accompagnerà nel suo mandato da sindaco, con le prime priorità da attuare già ben chiare. L'apertura di un terzo centro di sollievo che è stato bloccato dal Covid e la continuazione delle opere pubbliche che stiamo facendo a catena, scuola, rotatoria e delle piste ciclabili. Quando la squadra? Tra una settimana. Pochi istanti di pubblicità, ancora sindaci, subito dopo. Eccoci in studio in diretta, ancora il nostro giro elettorale tra i sindaci, andiamo a Cordignano. Brindisi e strette di mano nel quartier generale di Roberto Campagna. In tanti si sono ritrovati per festeggiare la sua vittoria per la corsa alla poltrona di primo cittadino. Con la sua lista Cordignano Viva per il centrodestra, Campagna è passato con il 60,37% dei voti. Il sindaco uscente Alessandro Biz si è fermato invece al 15,17%. Ad essere superato nelle percentuali anche l'imprenditore Luca De Re con Insieme per Cordignano, che ha ottenuto il 24,46%. Contento? Molto, davvero. Se l'aspettava? Ma un risultato così no, però insomma un bel risultato me lo aspettavo perché abbiamo lavorato tanto, i consiglieri si sono dati da fare, sentivamo la fiducia della gente, quindi sicuramente è un risultato che ci gratifica anche del lavoro svolto. Campagna, ex primo cittadino e fino ad oggi assessore al bilancio e allo sport nell'amministrazione Biz, ha le idee chiare sulle cose da fare a Cordignano. Le prime cose che farà da sindaco? Allora, noi abbiamo presentato un programma molto ampio, ce ne sono diverse da fare, ma possiamo anche andare per ordine. Avevamo messo al centro la famiglia e sicuramente inizieremo per quanto riguarda questo punto. Dopodiché il territorio del comune è molto fragile, quindi una massima attenzione per la sicurezza idraulica, inizieremo ad applicare pian piano il piano delle acque. Poi abbiamo anche tra i nostri programmi la palestra e questa chiaramente sarà finanziata quando riusciremo ad avere i fondi europei, e soprattutto una cosa che potremo iniziare da subito, la ristrutturazione del teatro, perché abbiamo avuto il contributo dei fondi comuni di confine, fondo che da tanti anni sto seguendo e finalmente sto vedendo anche dei risultati molto soddisfacenti. E da Cordignano il nostro viaggio prosegue a Porto Buffolè. Grazie. Ciao. Con quasi l'84,96% dei voti, Andrea Susana è stato riconfermato sindaco di Porto Buffolè. I suoi sfidanti Nicola Vianello e Jennifer Gola si sono fermati rispettivamente all'8,85% e al 6,19%. Una vittoria che ha portato l'esponente leghista, 52enne commesso viaggiatore, alle redini del piccolo comune della Marca trevigiana per il terzo mandato consecutivo. Sindaco per la terza volta, se lo aspettava? Diciamo di sì, questa volta sì, me l'aspettavo perché non avevamo due liste esterne, quindi non gente di Porto Buffolè. Senta, il risultato è eclatante, quasi l'85%. Sì, l'85%, la gente ci ha dato fiducia e penso che abbiano valutato tutto il lavoro che abbiamo fatto a Porto Buffolè in questi anni. A Porto Buffolè, dove gli abitanti sono 790 e gli aventi diritto al voto 550, la lista Viviamo Porto Buffolè del sindaco Andrea Susana è da 10 anni alla guida della macchina amministrativa.
Progetti ne abbiamo tanti in cantiere e tra le cose che partiranno per prime sarà il campo sportivo con la sala polivalente, il campetto di allenamento, un parcheggio, una pista ciclopedonale con la sistemazione di una via, altre sistemazioni e riqualificazioni energetiche. Stasera si festeggia? Stasera si festeggia con gli amici. Questa vittoria a chi la vuole dedicare? Questa vittoria la dedico alla squadra e soprattutto ai miei genitori che non ci sono più. Torniamo alla cronaca, rituali magici al cimitero di Castagnole, multata una coppia di quarantenni, si tratta di un uomo e di una donna di origini brasiliane, individuati dalla polizia locale di paese e sanzionati per imbrattamento e abbandono di rifiuti. A segnalare la vicenda i cittadini preoccupati. Da circa un anno e mezzo trovavano infatti bottiglie di vino e di birra bevute disposte come a ricordare una stella a 5 punte e poi dei fiori lasciati nel mezzo. Grazie alle telecamere di videosorveglianza la coppia è stata identificata. Non si tratta di resti di messe nere, la verità l'hanno poi specificata i due interessati, sono pratiche cristiane di origine sudamericana che mirano a invocare la benevolenza di un morto sui suoi parenti attraverso regali che vengono lasciati nei punti dove si crede che l'anima trapassata si manifesti. I due sono stati multati, per fortuna spiega il sindaco di paese, si trattava di rituali del tutto inoffensivi. Adesso invece le notizie dal Bellunese. E la cronaca in primo piano che progettavano l'omicidio di un presunto traditore della cosca che da anni viveva e lavorava nel Bellunese ha risvolti inquietanti. La maxi inchiesta della DDA di Brescia, ancora Reggio Calabria, condotta dai carabinieri del ROS e della Guardia di Finanza, che ieri si è conclusa con il fermo a vario titolo di 5 persone per associazione mafiosa, omicidio, porto e detenzione di illegali di armi aggravate dall'aver agevolato l''ndrangheta nel nord Italia. Tra le carte delle indagini è emersa chiara la volontà degli indagati che stavano progettando un attentato nei confronti di un ex componente della cosca calabrese Crea di Rizziconi. Si tratta di un cinquantenne che, uscito dal carcere dopo aver scontato più di 20 anni per omicidio, si era rifatto una vita e lavorava in provincia di Belluno. Nei confronti dell'uomo sono state riattivate dunque le misure di protezione. Da un omicidio sventato a un suicidio sventato, il racconto della carabiniera che è riuscita a convincere una mamma trevigiana a non gettarsi da un ponte. Martina Pigliapoco, giovane carabiniere in servizio alla stazione dell'Arma di San Vito, ieri mattina era di pattuglia con il collega graduato quando al 112 è arrivata la segnalazione di una donna in difficoltà sul ponte tibetano di Perarolo di Cadore. Con l'auto di servizio i due militari raggiungono la zona. Martina si inerpica lungo il sentiero forestale che porta all'imbocco del ponte e lì realizza la gravità della situazione. Sono andata io verso il ponte e ho cominciato a fare alcuni passi verso la signora. Sono riuscita più o meno ad arrivare circa a 15 metri dalla signora, 15-20 metri, e nel momento in cui la signora mi intimava di fermarmi e di non proseguire verso di lei. La carabiniere a quel punto decide di sedersi sul ponte per convincere la donna che non aveva nulla da temere e lì è rimasta per quasi 4 ore. Sono riuscita dopo circa 3 ore a far leva sul fatto che lei ho capito che aveva dei figli, facendo appunto leva su l'argomento figli. Abbiamo capito e ci siamo fatti dire che aveva anche un marito, quindi il papà delle ragazze, e abbiamo capito che quello era un punto debole o comunque un punto, anzi forse di forza, dove poter agire e far sbloccare la signora. È a quel punto che la donna si convince a chiamare il marito ed è allora che scoppia in un pianto liberatorio. Ho provato a fare alcuni passi verso di lei e in questo momento lei non mi respingeva più e non mi diceva più di fermarmi. Nel momento in cui sono riuscita ad arrivarle proprio vicinissima abbiamo avuto più o meno un dialogo, credo di un quarto d'ora, perché poi lì la percezione del tempo è strana. In un quarto d'ora di chiacchierata ho capito che lei poteva essere pronta a ritornare. Lei si è arrampicata di nuovo con una forza immane, inaudita, e si è messa a cavalcioni sulla rete di protezione e da lì ho potuto darle una mano e lei si è appoggiata a me e l'ho tirata giù dalla rete. Come è scesa, un abbraccio, l'ho abbracciata fortissima e entrambe, lei già piangeva e anch'io poi sono scoppiata in un pianto di liberazione. Ad assistere la carabiniere Martina Pigliapoco, il collega negoziatore dell'Arma. La donna salvata da Martina fortunatamente sta bene. Da ieri a Martina Pigliapoco continuano a giungere le congratulazioni dei colleghi, dei superiori e oggi anche l'ammirazione del presidente Zaia per l'eccezionale esempio di coraggio, professionalità, sangue freddo. Pensandoci ancora forse non realizzo neanch'io
cosa è successo e quanto bene, come sia andata, insomma, come si sia svolta la situazione. Penso che ancora 5 minuti da sola me li devo ricavare per elaborare la situazione. Intervento di somma urgenza per mettere in sicurezza la chiesa di San Martino a Valle di Cadore, sotto le cui fondamenta, come sapete, si è rimessa in moto la storica frana. Il punto della situazione è stato fatto in curia questo pomeriggio a Belluno, alla presenza del vescovo Marangoni, della sindaca di Valle Marianna Hofer, del progettista e del referente della sovrintendenza. Giovedì inizieranno i sondaggi che sveleranno il tipo di roccia su cui sorge la chiesa. Successivamente saranno realizzati un cordolo, ancoraggi e placcaggi dei pali che potranno garantire la sicurezza del sito. Il costo dei lavori è pari a 1.100.000 euro e saranno finanziati dai fondi regionali VAIA. Nel frattempo, proprio alla Regione il compito di monitorare la frana, che nell'ultimo anno è scesa per oltre 1 metro. Ed ora le eccellenze della sanità, con un eccezionale intervento al fegato eseguito alla Santa Maria del Prato di Feltre, un intervento che ridà vita e speranza a una donna di 67 anni. Sono stata molto fortunata di trovare sulla mia strada questi medici, che sono veramente eccezionali. Sono veramente delle persone eccezionali. Non ne nascono tanti così. 3 mesi di calvario, di dolore e sofferenza. Oriana Fullin racconta il percorso della sua grave malattia e l'incontro con un'equipe di specialisti dell'Ulse Dolomiti che le hanno ridato vita e speranza. Avevo un male molto forte ad un fianco destro, che non passava con nulla, con nessun farmaco. E dopo vari esami i medici sono riusciti a capire che c'era un grosso problema a monte. Questo problema riguardava proprio il mio fegato. Carcinoma del fegato compromesso per l'80%, giudicato inizialmente inoperabile, la diagnosi nefasta per la donna di 67 anni. Salvifica in tutti i sensi la decisione strategica della cordata di specialisti degli ospedali di Belluno e Feltre di attivare una valutazione collegiale del caso. È la prima volta che riusciamo a gestirlo fra i 2 ospedali in maniera, come dire, condivisa, e quindi riusciamo a fare un percorso che, pur diciamo così, gestito in 2 ospedali diversi, si è riusciti a portarlo in porto. L'intervento chirurgico è stato un intervento importante, perché abbiamo asportato l'80% del volume complessivo del fegato, lasciando sostanzialmente quel 20% di fegato residuo sano. Questo fegato che rimane deve essere assolutamente in condizioni funzionali da poter garantire il metabolismo e quindi preservare le funzioni vitali. L'importante intervento, durato 5 ore, è stato possibile anche grazie all'apporto dell'equipe di anestesia del dottor Federico Innocente e del direttore dell'anatomia patologica Duilio Della Libera. Oggi Oriana Fullin è stata dimessa con una prospettiva di cura che prima non esisteva. Sono molto felice di questo e ho provato veramente una grande sensazione di sollievo, molto forte, e di riconoscenza, perché effettivamente non ci speravo, però non ci contavo più di tanto, perché insomma il male è male per tutti. Una gioia condivisa dalla direttrice generale dell'Ulse Dolomiti, Maria Grazia Carraro, per un risultato di cura che rappresenta la straordinarietà dell'ordinario quotidiano di professionisti determinati. È tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana lentamente dall'Italia, ma nella giornata di mercoledì 6 ottobre farà ancora sentire qualche effetto sul nostro territorio. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto la nostra grafica evidenzia una situazione piuttosto incerta e infatti avremo temporali piuttosto diffusi un po' su tutte le province. Localmente potranno essere anche di forte intensità. Nel tardo pomeriggio e poi in serata fenomeni in graduale diradamento ed esaurimento. Temperature più fresche, minime tra 11 e 13 gradi, massime comprese invece tra i 15 e i 21 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, dove non cambia la situazione, anche qui piogge ovunque, localmente intense. Anche in questo caso però migliorerà con il passare delle ore. Temperature minime tra 11 e 13 gradi, massime sui 16-18 gradi.
Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo precipitazioni anche intense, ma andrà meglio a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 14 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.